Nel campionato di promozione le attuali battistrada continuano a vincere ed aumentano il distacco dalle dirette inseguitrici. Se il campionato dovesse finire oggi, l'oratorio San Ciro e Giorgio approderebbe in eccellenza, mentre il Don Carlo Misilmeri attenderebbe l'esito finale tra Salemme e Monreale per disputare la finale playoff del girone. In questo caso, essendo il distacco di punti superiore alla norma, cioè oltre 9, sarebbe tagliato fuori proprio l'Olimpica Acregas. In poche parole, la corsa per la disputa dei playoff passa dal secondo posto che non deve essere superiore ai 9 punti, attualmente invece sono 12. Il campionato è ancora lungo e ricordiamo che all'Essineto dovranno giocare Albatros, Monreale e Don Carlo Misilmeri. Molto è inciso il risultato di parità di domenica scorsa con il Cinque Torri Folgore. Ritornando all'Olimpica Acregas, la squadra è ritornata ad allenarsi in vista del derby contro il Camarat e si sta cercando di recuperare il portiere Casella e il centrocampista Maniscalco. Entrambi stanno seguendo un lavoro differenziato e si stanno anche sottoponendo a costanti sedute di fisioterapia. A fine settimana si vedrà se saranno arruolabili o meno. Per questa sfida si può contare sul rientro dell'attaccante Sant'Angelo che ha scontato la giornata di squalifica, ma dovrà fare a meno del difensore Ortugno appiedato per un turno dal giudice sportivo. In prima categoria la preventivata gara di Coppa Sicilia che vedeva impegnata l'Empedoclina contro il Carini non si è disputata in quanto la squadra palermitana si è ritirata dalla competizione. Lo ha ufficializzato la LND con un proprio comunicato. A questo punto va avanti la compagine Granata che accede al prossimo turno. Infine una notizia di basket. La Fortitudo Agrigento comunica che Giacomo Zilli dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Il giocatore biancazzurro, dopo vari e continui esami di accertamento, nei prossimi giorni verrà operato. L'intervento si terrà a Giacomo Zilli lontano dai campi di gioco per circa 4-6 mesi ed è per questo motivo che la società si era attivata sul mercato e nei prossimi giorni potrebbero registrarsi delle novità.